Comunicato di guerra del movimento estremista ligure, atto a tranquillizzare tutta la popolazione ligure dall'entroterra alla costa dopo la proclamazione della Lombardia zona gialla. Atto assolutamente di provocazione che non dobbiamo e intendiamo più accettare, che porterà a questo esodo biblico di questa gente disposta a tutto pur di farsi uno spritz in riva al mare. La situazione è assolutamente sotto controllo. Tutte le nostre unità di respingimento del nemico sono dispiegate su tutti i punti strategici e nevralgici del territorio. In particolare, tutto il Golfo del Tigullio, financo al Golfo Paradiso, sarà presidiato dalle nostre unità navali, a partire dai nostri gozzi da guerra. Si parla della portaerei Giorgio Bubba, dell'incrociatore Matteo Bassetti e della corazzata Sabrina Salerno, pronti a bombardare con precisione chirurgica tutti gli obiettivi nemici meneghini, a partire dalle seconde case, da tutti quelli che vanno al ristorante convinti di mangiare dopo le 13:30 e a quelli che con faccia tosta chiedono la chiave del bagno senza nemmeno consumare. I passi d'accesso montani verranno controllati dalle nostre truppe di terra. Sul Passo dei Giovi verranno dispiegati 500 carri armati posteggiati nel piazzale della fabbrica della birra di Isorelle, pronti ad entrare in azione a un mio fischio. Non sono capace a fischiare, però conto di esercitarmi e essere pronto per l'ora X. Il turchino sarà in mano al 3° reggimento Vesima, formato da scappati di casa che se ne stanno in spiaggia tutto il giorno e che certo non hanno voglia di sentire neanche da lontano parole con la E larga come freddo, barchetta, libertà. Per gli assalti all'arma bianca è stata mobilitata la brigata Cuculli, formata da 500 valorosi fanatici delle trofie al pesto, ai quali è stata data precisa disposizione di presentarsi già mangiati. Su tutto il territorio ligure saranno in azione i nostri servizi segreti, le unità di depistaggio, formate da 500 fungaioli scelti che daranno indicazioni se vedete dei SUV andare su per Scarpino, vuol dire che hanno fatto un bel lavoro. Chi si vuole unire alla lotta di liberazione può farlo. Ricordiamo che devono essere ragazze e ragazzi con precise qualità molto importanti. Primo, grande voglia di litigare anche per un nonnulla. Secondo, gente che non si spaventa davanti al primo vaffanculo. Terzo, anche se sono giovanotti e giovanotte, gente che è ancora in grado di non ridere. Signori, questa è una guerra e non l'abbiamo voluta noi. Fave, sardo e salame a tutti. Hasta la Liguria, sempre. Ah, beh, lì mi dimenticavo. Milano suca. Va bene, dai, basta.